1970 il Messico ospitò i mondiali, un evento che lasciò una forte traccia nella storia del calcio italiano. Il 17 giugno, con il 4-3 sulla Germania, l'Italia visse una delle più belle favole del mondo del pallone. Frida Kahlo era già famosa e oggi a lei dedicato un frequentatissimo museo. La piramide del Sole e quella della Luna erano già da secoli a Teotihuacan, ma c'era un altro grande monumento, un tempio del calcio, quello dell'Azteca, dove si disputò Italia-Germania, il partito del siglo. La squadra di Valcareggi, che vinse per 4-3, aveva il goleador Gigi Riva. Gianni Rivera, autore del gol decisivo, e protagonista della staffetta con Sandro Mazzola. I due se la ridono ancora. Con Capitan Facchetti c'erano Albertosi in porta e poi De Sisti, Burnic, Bertini, Rosato, Poletti, Cera, Domenghini e Boninsegna, cioè i messicani. Il milanista Schnellinger segnò il gol del pareggio dopo quello di Boninsegna. Poi andarono a rete Müller, Burnic, Riva, ancora Müller e infine Rivera dopo 111 minuti. Allo stadio Azteca quel giorno c'erano 105.000 spettatori e questo tifoso è rimasto per sempre al suo posto. Di quel mondiale si ricorda solo la semifinale, perché nella finale Pelé e il Brasile vinsero per 4-1 e ai tifosi azzurri arrivati in Messico non restò che andare ad ammirare il murale capolavoro di Ravera, non Rivera, intendiamoci, e i riti pagani e le danze tribali dello Soto. Questa sera all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Mertens è un grande giocatore, era chiaro che sarebbe arrivato a questo obiettivo. Un obiettivo che prima aveva Hansik, quindi due giocatori che sono entrati di diritto nella storia del Napoli. Mertens ha fatto benissimo, ha avuto la capacità di trasformarsi in un giocatore diverso da quello che era prima e con le qualità di base che aveva è esploso definitivamente. Non si placano le polemiche intorno a Mario Balotelli. Il centravanti del Brescia, dopo aver definitivamente rovinato i suoi rapporti col club lombardo, continua a non allenarsi con regolarità. Dopo le assenze dei giorni scorsi, Super Mario non si è presentato neanche lunedì al centro sportivo di Torbole Casaglia, adducendo come motivazione della sua defezione una gastroenterite. Il Brescia, data l'ennesima assenza dell'ex Inter e Milan, sta valutando dei test medici specifici per l'attaccante. Il team della Mercedes dice addio all'ex amministratore delegato Andy Cowell. Ad annunciarlo è la scuderia tedesca in un comunicato. Cowell si dimetterà dal suo ruolo a fine luglio e le sue responsabilità passeranno al senior leadership team Hywel Thomas, che diventerà responsabile diretto della Formula 1 Power Unit. Durante gli ultimi 6 anni il 51enne ha portato il team a 12 titoli mondiali, conquistando sia i campionati piloti che costruttori. La leadership di Cowell ha condotto la scuderia al successo e secondo Toto Wolff, chief executive del team Mercedes AMG Petronas, ha dato un contributo eccezionale al settore automobilistico.